Avevamo annunciato che sarebbe venuta una persona a cui voglio chiedere, per non fare domande scontate, di fare una classifica fra 4 sue passioni: la politica, la Lega, i cavalli, i bulldog. No, anche perché sui bulldog mi ha scritto anche la presentazione per i miei libri, quindi facciamo una classifica. Intanto buon pomeriggio e grazie per l'invito. Io direi che metterei per ultima la politica. E me l'aspettavo. Adesso ci sono cani, cavalli, bulldog e la Lega. No, dicevo la politica, la Lega per ultima. Io ho distinto la politica, che fare il presidente e fare politica a prescindere dal partito. La politica abbiamo messo per ultima. Direi che la politica e la Lega vengono sempre dopo i cani e i cavalli. Nel senso che la passione è la passione, non c'è niente da fare. Assolutamente. Poi sai, queste sono come le domande, dice vuoi più bene la mamma o il papà? E lì va un po' in crisi. Era giusto per giocare, per non fare le solite domande scontate. Io ringrazio appunto il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, per aver accettato l'invito di FISL Veneto di essere presente in questa nostra iniziativa, che è fare questi talk show per far conoscere il mondo del cavallo un po' a tutti. Con noi c'è la nostra Presidente Clara Campese, una Presidente che scopro non vi conoscevate di persona. No, non ci ha mai incontrati. Infatti lo seguo ovviamente sempre e non vedevo l'ora di avere l'opportunità di conoscerlo. Quindi... Poi lei ha invitato due bracci destri. È un piccolo mostro a 2 bracci destri, vogliamo presentarli? Allora, la consigliera Nicoletta Bonomo, che è una colonna portante del comitato, e l'avvocato Francesca Verecchia, che è il legale del comitato. Io ho la fortuna di conoscere Luca Zaia da prima che facessi il presidente della provincia di Treviso. Devo dire che da presidente della provincia di Treviso, poi io ogni tanto la racconto, c'è una bellissima barzelletta all'epoca su di lui, perché fu l'inventore delle rotonde, tra virgolette non c'erano, e siccome è una grande passione di cane, pare che lui frequentasse anche le mostre di paese dei cani. A una mostra 2 signori avevano dei cani, uno voleva dire all'altro ma dai faglielo vedere, un signore sparisce col cane e quando Luca va via l'amico chiede ma perché non gli hai fatto il cane? E cosa vuoi? Il mio è un incrocio, mi faceva una rotonda. E allora però dopo gli scherzi abbiamo 3 intervistatori d'eccezione. Io mi vorrei far da parte che tante volte ho avuto il piacere e l'onore di intervistare Luca Zaia sia da Presidente della provincia di Treviso che da Ministro che da Presidente della Regione. Io vorrei affidare delle domande allora ai miei ospiti. Cominciamo da Presidente Campese. Una domanda per il Presidente Zaia. Più che una domanda vorrei evidenziare un concetto. No, una domanda l'ho chiesto, non faccia la discola. Perché è un concetto che è importante, perché poi si applica anche nello sport e quindi il mio è un personale apprezzamento per un esempio che lei governatore dà anche a me nel ruolo che rivesto come leader del Comitato Veneto, per la coerenza, l'integrità del suo pensare e agire, l'esempio da fornire. Questo è più che una domanda, era un concetto che volevo veramente evidenziare, perché attraverso lo sport... A questo punto allora mi tocca domandare al Presidente, perché tutti i veneti vogliono saperlo, come sta il cammino dell'autonomia del Veneto, dove lei ha fatto una grande battaglia, una grande vittoria col referendum. Intanto siamo la regione che ha dato via a questo processo. Siamo riusciti a celebrare un referendum che sembrava una missione impossibile. Oggi possiamo dire che oltre alle 5 regioni che hanno l'autonomia per Costituzione, ne abbiamo altre 11 che hanno chiesto questo progetto. Quindi 11 più 5 fa 16, 20 sono le regioni italiane. Direi che il progetto dell'autonomia è endemico. Questo governo ha già gli strumenti per approvare l'autonomia del Veneto, della Lombardia, dell'Emilia Romagna e degli altri che la chiedono. Allora, la porta avanti un presidente della Lega del Veneto, Luca Zaia, un presidente della Lombardia, Fontana. La porterà avanti un presidente dell'Emilia Romagna, di che partito? Questo non ve lo so dire, visto e considerato che si andrà a votare. Appunto. E io ho troppo rispetto per gli elettori per star qui a decidere per conto loro. Decideranno loro, noi abbiamo una bella squadra, abbiamo Lucia Borgonzoni e penso che sia assolutamente in grado e nelle condizioni di affrontare anche questa sfida. Allora, facciamo una domanda, Bonomo. Facciamo una domanda al Presidente. Domanda però, Presidente, lei è da sempre un appassionato di cavalli e sappiamo quanto lei ci sostiene nelle attività sportive della nostra regione.
Ha qualche suggerimento per poter permettere di allargare la base, poter promuovere questa fantastica disciplina nel nostro territorio in un modo più efficace, poter penetrare meglio il territorio? Questa è una regione, innanzitutto ricordiamolo, che è la regione che cresce di più come popolazione equina. Negli ultimi 10 anni noi siamo cresciuti del 51%, quando altre regioni italiane hanno una decrescita e quindi hanno un valore negativo. Abbiamo 20.000 cavalli in Veneto, 191 aziende che si occupano di cavalli, per cui il Veneto è cavallo, cavallo è Veneto. Perché dico questo? Perché per il mio Veneto ci vedo l'autonomia abbinata all'autonomia scolastica, la possibilità di portare anche questa disciplina nelle scuole, anche se oggi è vista, e diciamolo fino in fondo, come uno sport da fighetti. Questo non aiuta la promozione di questo sport. Spesso anche la non conoscenza di questo sport fa pensare ai genitori che l'avventura è un'avventura poi impossibile a livello di costi, di impegni, quando altri sport costano molto di più. È proprio Allora, vero. chiedo scusa, avvocato. Ok. La mia richiesta è, ci sono dei progetti per integrare il cavallo col nostro turismo, il nostro territorio e permettere di poter visitare la terra veneta anche a cavallo, oltre che in bicicletta e negli altri mezzi cui la visitiamo adesso? Ad esempio, intanto ricordiamo che il Veneto è la prima regione turistica d'Italia. Abbiamo circa 70 milioni di presenze turistiche, la prima industria in Veneto è il turismo, fa 18 miliardi di fatturato. Allora, in un contesto come quello veneto del turismo è impensabile non avere l'offerta dell'ipoturismo, perché comunque è un'offerta differenziata. È come se noi pensassimo di andare in un hotel a 5 stelle e non trovare la spa, non trovare la palestra, per quanto piccola sia, e non trovare determinati servizi. Quindi una regione target e leader come il Veneto per il turismo deve investire anche sull'ipoturismo. Noi lo abbiamo fatto con le ipovie e basti pensare che qui c'è un'ipovia che lambisce anche questa provincia importante, che è l'ipovia delle Prealpi Venete, e sono 357 km di ipovia georeferenziata, tracciata, 54 maghe si incrociano e attraversa tutte le Prealpi del Veneto. Ma poi altri percorsi, la Treviso-Ostiglia, la Venezia-Cortina, la via Francigena, la via Carolingia e molto altro ancora, il Polesine. Noi stiamo mettendo in rete tutte queste ipovie. Stiamo vedendo, guardi Presidente. Questa è sicuramente una delle nostre ipovie. Siamo Valdobbiadene, Vittorio Veneto, Dai vigneti, e c'è anche Canera a cavallo. Dai vigneti sembra il patrimonio dell'umanità delle colline Valdobbiadene del Conegliano. Grandissimo successo, devo dire che ha due grandissimi successi Zaia. Questo riconoscimento delle colline, del suo prosecco, perché ricordiamo che lui professionalmente nasce con il vino e poi Io non mi sono mai occupato di vino. però professionalmente nasce, nel senso io di... ho una laurea in scienze di produzione animale, non c'entro niente con il vino. Io credo che viene da scuola enologica. E non sono neanche figlio di agricoltori. Credo che fosse da scuola enologica. Ho fatto la scuola, no. alle superiori. No, in questo senso dico nasce da lì. E poi la grande vittoria delle Olimpiadi, ricordiamolo. Certo. Del Veneto e Milano. Lì ci sono i cavalli comunque nelle Olimpiadi. Ah no, aspetta, nelle invernali no. No, però stavo dicendo, noi adesso lanceremo alla volta di, immagino, gennaio-febbraio, una novità assoluta che è un'app per i nostri telefonini, gratuita, e sarà una novità a livello internazionale, dove il cittadino è subito georeferenziato. Se noi aprissimo qui avremo la georeferenziazione. A quel punto sceglie come vuol visitare il territorio, avrà un pulsante, un bottone, no? Col cavallo, uno con la bicicletta, uno a piedi, dice cavallo, compare la mappa del Veneto con tutti i percorsi a cavallo. Clicca uno di quei percorsi, sa già la distanza dalla sua postazione, compare una scheda con le caratteristiche del percorso. Se va sul percorso ha già la traccia GPS, quindi anche se non c'è segnale GPS riesce a farsi tutto il percorso a prescindere dal fatto che ci siano tabelle o non ci siano tabelle, e questo è innovativo perché siamo gli unici a fare questo progetto. Lo stiamo studiando fra l'altro con H-Farm, che è una realtà leader a livello internazionale proprio per uscire con questa novità. Una cosa, parlando di un mondo del cavallo che ha comunque attraversato anche delle difficoltà,
Io faccio il paragone su quando si pensò di tassare le barche che scapparono in Croazia, e l'idea che il cavallo debba, perché uno non lo ha, fare reddito, credo che sia un problema, perché tanti il cavallo ce l'hanno anche solo come animale d'affezione, come animale anziano e non come fonte di reddito. Ma guardi, il mondo dell'ippica paga un retaggio culturale che è quello, lo dicevo prima, che è ritenuto uno sport da fighetti. Il che vuol dire che molto spesso, quando c'è da riferirsi all'ippica, si pensa: primo, non ha bisogno di aiuto perché sono pieni di soldi; secondo, visto che sono pieni di soldi, glieli togliamo. E siccome in questo paese imperversa ormai l'odio sociale, cioè l'unico obiettivo che abbiamo anche noi cittadini è quello che il vicino di casa non si arricchisca, e allora si fa di tutto, anche il Karachiri, purché il vicino di casa non si arricchisca, finisce che poi con qualche mossa da Lazzaroni c'è chi pensa che tassare l'ippica piuttosto che le barche o altre robe, come è accaduto, dia dei risultati. I risultati sono stati che le nostre barche sono andate tutte in Croazia, i nostri ragazzi che lavoravano nei pontili, nei moli, e gli skipper sono spariti tutti, adesso lo fanno i croati quel lavoro, e i cavalli, e chi voleva continuare con l'attività si è andato all'estero. Peraltro con i cavalli ne abbiamo 450.000 in Italia. Vorrei ricordare che non sono solo agricoltura, non sono solo sport, non sono solo 45.000 posti di lavoro, non sono solo mangimistica, ma c'è anche un aspetto importante di cui non si parla mai. Il sangue e la genetica italiana vince in tutto il mondo, quindi tutti i campioni in giro per il mondo hanno sangue italiano. Noi stiamo perdendo un patrimonio genetico che è pauroso. Possiamo anche dire che proprio qui a Verona Fiere, dove c'è un bellissimo padiglione della Regione Veneto, ricordiamolo perché mi sembra giusto, siamo ospiti qui in quelle Fiese Veneto, poi ricordiamo quello della Regione Veneto, ci sono tantissime aziende che riguardano il mondo del cavallo, dalle selle alle staffe all'abbigliamento, agli stivali, che sono leader mondiali in questa produzione. Credo che anche questo sia un vanto del Veneto, anche economicamente parlando. Sì, l'indotto poi è cresciuto perché, come al solito, noi veneti poi ci mettiamo di impegno e ci investiamo in qualità, e poi i risultati li si vedono. Ne potrei citare più di qualcuno, poi si offendono quelli non citati, ce li avete tutti qui dietro. Penso che la dimostrazione è che sul fronte delle attrezzature siamo stati assolutamente performanti. Il Veneto è davvero... Attrezzature e alimentazione, anche sul fronte della mangimistica e degli integratori, nel mondo del cavallo noi ci siamo. Il presidente di una federazione come la FISE cosa può aspettarsi o sperare dalla politica? Microfono. Esattamente quello che il governatore ha anticipato, sia come idee future che come attualità, perché in realtà la prima cosa su cui c'è da lavorare è proprio un po' sfatare questa diciamo assimilazione, etichettatura dello sport, dell'equitazione come sport per fighetti, perché nei fatti, certo, a livello agonistico di vertice lo è, ma all'attività amatoriale, dilettantistica, quella che si occupa del tempo libero, è logico che non è assolutamente questo, quindi è una cosa che va sfatata, se ne parla da anni, è sulla bocca di tutti, ma nei fatti siamo ancora qui. Mi prendo io nel piccolo, ma comunque anche la federazione in parte questa responsabilità, perché anche da parte nostra dovrebbe esserci un buon esempio, cioè dovremmo dare la possibilità concretamente di verificare che questo non corrisponde. Da appassionato invece di cavalli, lei cosa vorrebbe, non come presidente ma come Luca Zaia, da una federazione che si occupa degli animali che lei ama? Lo fanno già bene, quindi non c'è, no, oggettivamente non è piaggeria, ma non trovo contestazioni nei confronti dell'associazione, questo è poco ma sicuro. Dopodiché forse l'elevato frazionamento anche del mondo allevatoriale, perché poi molto spesso è amatoriale, non permette di fare massa critica, ma di fare progetti più collettivi, perché poi noi siamo anche molto individualisti, e forse questo è lo scotto che paga l'associazione, non il mondo degli allevatori. Se fossimo magari più uniti, meno individualisti, riusciremmo a sostenere anche più progetti di comunità che oggi oggettivamente non vengono sostenuti. Ultima cosa, lei, vediamo, siccome Zaia è bravissimo sui numeri, prima è andato qualcuno, lei sa quanti sono i circoli affiliati alla FISE nel Veneto? No, non ce l'ho più pallida idea. Secondo lei, giochiamo, adesso glieli faccio vedere che hanno, se Nicoletta può andarlo a prendere, perché hanno preso un Depli, anche vorrei lasciarle, che li elenca. Secondo lei quanti potrebbero essere? Abbiamo 22.000 cavalli, 191 associazioni, saranno almeno 200 circoli.
ci ha azzeccato, merito d'applauso, ha indovinato, sono 200, chiedo un applauso perché ci ha azzeccato. No, non lo sapevo. No, li ha azzeccati, le lasciamo questa brochure così almeno, visto che non lo sai, all'elenco. Ho fatto un calcolo medio di 10 cavalli per circolo, 20.000 diviso 10. Che poi questi sono quelli affiliati, che non sono tutti i circoli, però quelli sono i circoli FISE. Allora, abbiamo il piacere di lasciarlo a Luca Zaia, ringraziandolo per essere venuto a farci visita in questo buon lavoro, governatore. grazie. Presidente, grazie mille, grazie anche perché vedo che la gente insomma, si è fermata ad ascoltarci. Io ringrazio Grazie. anche le Buongiorno a persone tutti. e anche quelli che Buongiorno. ci seguono ovviamente attraverso Buongiorno. la diretta. Grazie mille Grazie. Presidente.